Dre e le Draws. Sintin un esperto, proprio una persona che lavora in queste scienze idrobioliche, si chiama Andrea Marin e una costante per Fevela di Aghis dentro de nostre radio. Mandi Andrea, benvenute. Mandi Mauro, mandi ascoltatori e ascoltatori di Radio Onde Furrane. Tu e Iudri, tu lo conosci bene, anche tutte ciò che è succeduto, ecco, insomma tu hai anche lavorato in queste corse di aghe. Ciò che è succeduto e purtroppo al poter essere tornare a succedi alle proprietà un caso che tra l'altro varesse di mettere un po' che in white, fanno capire che noi è come prima. Ecco, ci sono succeduti in sostanza quali è il problema dagli udri, sia l'inlagamento deviarsi, sia ciò che sta succedendo a Breccian e Nodome, a tanto si vede in questi giornate. Se possiamo dire, è succeduto che le ploe venute io tra le sere dal 16 e le binore dal 17 di novembre ha avuto un quantitativo di aghe che classificando come che si dice in sci techniques col tempo di ritorno è un tempo di ritorno di più di 200 scienze, cerca lo dice che è una probabilità di succedi una volta ogni 200 anni. E poi dopo il problema, quindi che 290 mm di aghe venute giù in 24 ore, che poi decente quasi metà di questi eventi in realtà è venuto più in 3 ore, no? E quindi un quantitativo di ploe un'evore alte è un evento che qualche tempo fa lo verrebbe definito un evento eccezionale, ma ormai bisogna constatare che di eccezionale avvengono pure eventi di continuo, manco una LAN, no? Questa è una roba che fa pensare. E tenente buon anche ciò che tu studi, tu fai per lavoro, il problema è proprio di capire il sistema di flux e corse di aghe, che non è una roba che magari si ferma con tumor e con 4 classi, e è un sistema che al vares di sei studiate, sei capite, e tra l'altro io sai che anche tu vevis mettuta ad un dai studi anche riguardo questo tipo di corsi di aghe, ci si può di alfa? Dicono che tutte le infrastrutture che abbiamo pensato d'ogni o di traviare dai corsi di aghe, dai argins alle occupazioni dei golenes, alle slus dai puins, non le abbiamo pensate per resistere a un certo tipo di eventi che in genere è calcolato che succede una volta ogni 100 anni o il tempo di ritorno di 100 anni, perché omettendo che è un risi che può accettare è il fatto che queste strutture una volta ogni 100 anni vanno in crisi e possono avere problemi. Se però non succede in eventi con più di 200 anni che si ripete una volta sempre più frequentemente, allora dico che tutte queste robe non saranno in crisi una volta e più di spesso, quindi con dams e con pericolo delle vite anche delle persone che sono di donne, una volta e più di frequente e in un mood che non è più accettabile. E sicuramente noi abbiamo pensato alle nostre vite torno ai flums, si rende di là sempre più donne dai flums. Quel che vendi pensa anche come di mettersi a tornare a fare tutti i puins, tutte le strade, tutte le ferrovie per resistere a un evento di una volta ogni 200 anni. Sicuramente si può anche fare, ma sicuramente non lo fa in domande minori. Volare Heinz è un lavoro di base. Quel che vendi di pensare e tornare a dare più spazi ai flums, che quando i flums saranno dentro poi ai ardi che abbiamo pensato 50 anni fa, 70 anni fa, avete pure in aree dove le esondazioni è controllate, dove che fa in minor dams possibili. E vedevi una certina di 200 anni fa quasi, 100
80, in là che proprio queste zone d'ogni di time dei flums non erano praticamente paesi, o salere un paese non era le zone industriali di fronte che trebande dal flump. Forse anche in queste sense varessimo di fare dai calcoli perché le portate di aghe c'è che magari un al dis facendo che lavoro chi perché è queste portate di aghe, però domani non si fa sviodi rispetto a 30 anni fa cambia tutto. Sì, sicuramente. Allora le robe migliori che varessimo di fa è che di chiappare contromisure qualche anno fa rispetto ai cambiamenti climatici, perché tutto ciò che sta succedendo per via dei cambiamenti climatici. Alle anche mo qualche don che nega l'esistenza dei cambiamenti climatici, qualche don che nega che essendo le attività umane, le emissioni umane che hanno causato questo riscaldamento globale, fin quando staremo anche mo a dibattere di queste robe non chiapparemo mai in mano una soluzione. Avremo avuto di chiappare in mano 20-30 anni fa anche mo. Purtroppo in da non si può tornare, sbaglio che sono stati fatti non si può rimediare. Sicuramente ovendo metti di conto un sistema di allarme, possibilmente, ovendo di fare in modo che gli argini, per esempio i typhlums, non vengono e hanno di essere diaframmati col cemento, perché un argine calcola è il pericolo più grande. Un argine che non tiene perché le aghe e masse e vaporizzatori è un problema, perché i dam sono, però un evore manco il pericoloso per le vite umane, che sono questi che prima di tutto vengono di tutelare. Saresti dici che anche ci fa proprio te al Sares anche te urgenze se proprio te sia voi, però che il di lasciare cori flums fa dai calcoli o crut che se di una roba di fa subite evita insomma problemi per tanto riguarda l'immediato futuro. Dopo vabbè vod miliardi di persone in tutto il mondo che non consumi non dopo in desrubes due compagni ma sono vod miliardi e soprattutto anche dei cambiamenti che poi in sé anche naturali e non è che cambi tanto anche se sono cambiamenti non provocati dall'uomo se il cambia c'è detto insomma sì ormai ho venduto chiappato che il cambiamento è sta discuti dopo come di cui le colpe al paese è importante per chiappare le misure ma è un dato di fatto e vendi chiappare iniziative per fare in modo che non credi manco il dams possibile e se poi di diti sicuramente è buono si chiacchiere tanto come ho sempre chiacchierando dai flums che accorne taglio che accordi va via le glerie che è i flums sì, i tombins i tombins la senza per un discorso dal flusso urbano no? Dal flusso naturale delle aghe no? E poi vedi se vengono giù 250 metri cubi di aghe in un secondo come tagliudri nelle tomben calten poi anche il tomben poi net che potete immaginare non è in grado di gestire queste robe o dicevi sicuramente il problema de manutenzione è ridotto là che il flum aveva a interagire su un'infrastruttura umana, un'infrastruttura urbana, quindi sto facendo un punto che attraversa un paese, che sicuramente la sezione le luci di quel punto è di essere sempre libere, lì non possiamo permettere che si ingrumi sui piloni del punto o che crescano arbori tal mezzo dai flums, però normalmente invece la vegetazione all'interno di un flum là che appunto non è un'infrastruttura di protezione è una roba importante perché rallenta la velocità delle aghe e consuma energie fa in modo che le energie si di manco no? Per cui la anetà tutto il flum è sbagliato pensare di fa la anetà là che attraverso una strada attraverso una ferrovia è un'azienda lì sì bisogna fare che è anche un'operazione più mirate e poi manco che disegna a poco sta di manco anche e fare in tempi più corsi.
Beh, insomma, sono tutte proposte snodome interessanti, ma che bisognerà valutare, ma da Space lo fasin con l'idrobioliche Andrea Marin, che queste robe le spas per lavoro e le fas proprio te ben. Grazie Andrea per tua partecipazione e mandi, noi continuiamo proprio te a fevelà, anche per capire e se possibile magari da qualche suggerimento a cui che non ha proprio te tutte le informazioni. Grazie Mandi.